Si tratta della prima assemblea dei soci di Banca Prealpi San Biagio. Qual è la sua valutazione sul bilancio consuntivo del 2019? La valutazione è positiva. Dopo questa operazione di fusione devo dire che i numeri che escono dal bilancio 2019 sono numeri conformi alle nostre aspettative, numeri che confermano una banca solida, una banca affidabile, una banca che ha dimostrato anche la presenza sul territorio grazie a una crescita degli aggregati importante. Questo rafforzamento che la banca è riuscita appunto ad ottenere con questa operazione di aggregazione credo che sia fondamentale in un periodo come l'attuale di grande incertezza in seguito alla pandemia globale che ha colpito anche le nostre comunità, sia sotto il profilo sanitario sia sotto il profilo economico. Quindi poter essere un punto di riferimento in questo periodo per i nostri clienti, per i nostri soci, credo sia fondamentale sotto il profilo di una banca che è una banca del territorio e che si ispira a valori della cooperazione e del mutualismo. A quanto ammontano gli utili dell'istituto? L'utile è un utile importante anche per il 2019, l'utile complessivo è di 15.248.000 euro ed è un risultato sicuramente che ci pone anche qui in una buona posizione a livello non solamente del nostro gruppo di Cassa Centrale ma anche a livello nazionale del credito cooperativo. L'Assemblea dovrà votare anche il bilancio relativo al primo semestre 2019 di Banca San Biagio del Veneto Orientale. Qual è la sua valutazione a riguardo? La valutazione è senz'altro positiva perché è un bilancio infrannuale che si è chiuso in utile, 1.265.000 euro, che va ad aggiungersi già ai 15.148.000 della banca post fusione e questo contribuisce ad accrescere anche quello che è il nostro patrimonio, perché il nostro patrimonio civilistico supera i 366 milioni e supera i 376 milioni quale patrimonio ai fini di vigilanza, quindi numeri importanti che incrementano ancora di più la nostra posizione patrimoniale. Qual è l'andamento del dato della raccolta e degli impieghi? Anche qui l'andamento è stato positivo, la raccolta complessiva ha raggiunto i 5 miliardi e 66 milioni con una crescita superiore nell'anno ai 500 milioni. Sono dati che riporto raffrontando i dati delle due banche antefusione, quindi i due dati delle banche, aggregando i dati delle due banche antefusione, a raffronto poi con i dati post fusione. Quindi la raccolta complessiva 5 miliardi e 66 milioni a livello di componenti notiamo che la raccolta diretta ha superato i 2 miliardi 928 milioni di euro. Una componente molto importante per noi è il risparmio gestito assicurativo che ha raggiunto i 900 milioni di euro con una crescita nell'anno di 103 milioni. Per quanto riguarda gli impieghi all'economia, gli impieghi si sono dimostrati abbastanza stabili, poco meno di 2 miliardi e 200 milioni. Dobbiamo tener conto ovviamente che nell'anno abbiamo anche smobilizzato crediti non performing e anche questo ha inciso sostanzialmente su quella che è la variazione da un anno all'altro di questo aggregato. Sono numeri anche qui che attestano la nostra presenza sul territorio, un presidio che è stato importante e che si è svolto mediante un'azione costante e capillare attraverso tutti i nostri sportelli che ci ha permesso effettivamente di rafforzare il legame con il territorio, con i nostri soci, con la nostra clientela. Ecco, gli indicatori economico-finanziari sono degli indicatori importanti sia dal punto di vista della qualità del nostro attivo, sia sotto il profilo della consistenza, sia sotto il profilo della solidità. Parlando della solidità patrimoniale, abbiamo chiuso con un CET1 ratio del 21,79% di gran lunga superiore rispetto ai limiti minimi previsti dalla normativa di vigilanza. Abbiamo un tax ratio che è il rapporto fra i crediti non performing e gli impieghi economici che praticamente a livelli molto bassi inferiore al 33% e poi per quanto riguarda invece la qualità del credito abbiamo un NPL ratio pari a poco meno del 6,6% e abbiamo anche un rapporto fra le sofferenze nette e gli impieghi economici dello 0,90%. Sono numeri importanti specialmente alla vigilia, come ha evidenziato anche un recente report di Banca d'Italia su quello che sarà l'impatto di Covid-19 sulle banche, sono dei numeri che ci presentano preparati ad affrontare anche quelle che saranno le incognite che dovremo affrontare e che discendono poi dai problemi dell'economia reale, di molte imprese e famiglie che si trovano in difficoltà in questo momento. Allo stato attuale, qual è il territorio coperto da Banca Prealpi San Biagio?
È un territorio che si è allargato molto, devo dire, noi copriamo 9 province con i nostri sportelli e con i nostri comuni di competenza. I comuni di competenza sono 175, un numero importante. Soprattutto devo anche dire che in un periodo che non era assolutamente facile, oltre a questa aggregazione, insomma, fra le due banche, Prealpi e San Biagio, abbiamo aperto anche delle nuove filiali su territori per noi strategici. Nella Marca, il territorio del Monte Bellunese, abbiamo aperto la filiale di Montebelluna, che è filiale che fa da hub, da capofila, rispetto a 2 filiali cosiddette satelliti, che sono Cornuda e Pederobba. Poi in provincia di Venezia abbiamo incrementato la nostra presenza ulteriormente con l'apertura di Campagna Lupia e recentemente, proprio sotto Covid, a fine marzo 2020, abbiamo aperto la filiale di Roncade che completa un po' la nostra presenza nel territorio. C'era uno spazio praticamente che era rimasto, diciamo così, non coperto dal nostro presidio territoriale e abbiamo pensato di coprirlo. Come clienti abbiamo quasi ormai 100.000 posizioni di clienti con rapporti attivi. Quella che è stata la nostra visione e di conseguenza anche le nostre decisioni assunte per quanto riguarda appunto questa aggregazione fra le 2 banche, Prealpi e San Biagio, è stata lungimirante, perché effettivamente poter rafforzare un istituto bancario in un momento di incertezza come questo credo che effettivamente è stata un'operazione positiva. Una maggiore dimensione contribuisce a raggiungere economie di scala anche nell'ambito del nostro gruppo bancario cooperativo, che è appunto quello di Cassa Centrale Banca, e ci permette anche di affrontare con meno incertezza questo periodo molto difficile per l'economia e di conseguenza per le banche. Le banche vivono il contesto macroeconomico e di conseguenza non possono che essere attive, assumendo un ruolo di responsabilità. A questo riguardo devo anche dire che per quanto riguarda la nostra operatività di fronte a questa emergenza, a questo periodo di emergenza, ci vede partecipi con molti interventi in materia di sospensione rate mutuo, allungamento delle scadenze, e abbiamo effettuato praticamente un 3.000 interventi di questo tipo qua su debiti residui, quindi su debiti da parte delle imprese e famiglie che ammontano più o meno a 455 milioni. Poi siamo intervenuti anche per quanto riguarda i finanziamenti SDL e liquidità, ne abbiamo deliberato fino a settimana scorsa un 1.500, quindi siamo praticamente prima decade di giugno, fino a 1.500 per importi rilevanti. Oltre a quelli finanziamenti fino a 25.000 euro stiamo già ovviamente facendo non poche operazioni sempre in base alle liquidità che superano questo ammontare. Quindi la nostra presenza è sicuramente una presenza attiva e vogliamo sostenere il territorio e porci come banca di riferimento anche in questo contesto di difficoltà. Come si piazza la BCC a livello territoriale e nazionale? Partendo dal Trivento siamo per dimensione la prima banca del Trivento, poi come indicatori di redditività, di qualità dell'attivo, di solidità patrimoniale siamo fra le prime 5 banche di credito cooperativo a livello nazionale di ambo i 2 gruppi praticamente, con indicatori ovviamente che noi riteniamo essere molto positivi e dobbiamo fare in modo di confermarli anche, e vorremmo confermarli anche per il prossimo futuro. All'interno del nostro gruppo di Cassa Centrale invece siamo la prima banca per posizione patrimoniale, la prima banca per attivo anche di bilancio, oltre ad essere la prima banca come partecipazione azionaria. Abbiamo un attivo di bilancio che sfiora i 4 miliardi nel bilancio del 2019, oggi come oggi li abbiamo già superati abbondantemente i 4 miliardi e come posizione patrimoniale siamo la banca più patrimonializzata all'interno del gruppo di Cassa Centrale.